Questa è la Serie B-Win. Appassionati della Serie B-Win, un buon pomeriggio da parte di Andrea Di Staso dallo stadio Euganeo di Padova per il 13° turno della Serie B-Win, una sfida interessantissima, quella tra il Padova di Fulvio Pea e il Cesena di Pierpaolo Bisoli, due squadre che arrivano da un momento molto diverso e con una classifica decisamente differente. L'arbitro della sfida sarà il signor Maurizio Ciampi della sezione di Roma. Tutto pronto, si può cominciare allora. Tocco per Cutolo che fa molto movimento su tutto il fronte d'attacco. Ancora Cutolo 1 contro 1 con Comotto. Palla morbida! C'è la deviazione con la schiena di Comotto che mette in difficoltà Belardi. Non rischia la presa. E poi José Eduardo libera tra le linee Cutolo. Grande palla per Granoce, posizione regolare. Granoce! E il Diablo all'11°, al primo assalto, e la Padova in vantaggio con il gol di Pablo Granoce alla seconda marcatura in questa Serie B-Win. José Eduardo ancora benissimo nello spazio per Renzetti, era ottima l'idea di servire Cutolo, non è finita. Farias, palla sul fondo, Succi ancora viene incontro al pallone, lo lascia Caldirola, va per occupare posizione al centro dell'area, palla in mezzo per De Frel, si rivede il Cesena con il colpo di testa a lato di De Frel, tocco con l'esterno per De Frel, lo respinge Trevisan, poi José Eduardo innesca il contropiede del Padova, 1 contro 1 tra Farias e Moreno. Farias, un pallone che esce davvero di pochissimo, aveva dato l'illusione ottica del gol. Comotto, lancio a destra bucato da Renzetti, occhio ad Alessandro al centro, la Padula, Succi, Davide Succi nel secondo minuto di recupero per il pareggio del Cesena, il gol dell'ex, e Succi non esulta per rispetto nei confronti dei suoi ex compagni. Allora Padova con José Eduardo, Viviani, attenzione azione che vede la porta in due tempi, vola Belardi e blocca la sfera. Trevisan, attenzione a José Eduardo con un po' di spazio al limite, prende la mira, Belardi non rischia la presa, allontana mani aperte. Viviani può girare per Farias, Cutolo, attenzione che vede la porta, Cutolo! Palo pieno, Agnello Cutolo da fermo ha scagliato un sinistro pazzesco. Vedremo come andrà a disporsi ora la squadra di Bisoli. Intanto Farias si fa vedere finalmente, percussione centrale, va Messaccoli a rientrare, palla in mezzo e colpo di testa da parte di De Frel. Viviani all'indietro, cross di Renzetti, teso di testa, José Eduardo, super Belardi. Arriva il fischio finale da parte di Ciampi all'Euganeo, è 1-1 tra Padova e Cesena.